Di nuovo alla postazione di Verde a Nord-Est, qui nello stand di Oppo Veneto a McFruit. Saluto Monica Artosi, direttore generale di CPR System. Parliamo di sostenibilità. Di fronte a noi il tavolo costruito con il legname recuperato dopo il ciclone Vaia, però anche le cassette di CPR ritornano, si possono, non va mai buttato niente. Esatto, infatti noi diciamo sempre che mai un rifiuto, proprio per questo, perché CPR è nato come principio generale il riutilizzo, quindi non produciamo rifiuto, e quando anche la cassetta non è più adatta ad essere utilizzata, la riprendiamo nei nostri magazzini, la ricicliamo e ricostruiamo delle nuove cassette. Cassetta per l'ortofrutta, e questo è un territorio amico, ma cassette anche per il fresco, per altri prodotti. Sì, abbiamo iniziato un po' da tempo a spostarci oltre all'ortofrutta anche sulla carne, dove quest'anno 2018 abbiamo raddoppiato i volumi rispetto al 2017, e anche per il 2019 ci sono numeri insomma confortanti. E poi abbiamo iniziato questa sperimentazione che anche questa insomma ha ormai raggiunto volumi significativi per quanto riguarda il pesce, quindi altro elemento dove cerchiamo di porre rimedio al problema dei rifiuti. E con il pesce c'è un'iniziativa particolare, ho visto, con alcune marinerie. Sì, certo, ci sono, e soprattutto che ci preme sottolineare, abbiamo partecipato a un'iniziativa con Legambiente, proprio anche all'interno del nostro territorio, dove noi abbiamo la sede a Ferrara, quindi nel territorio del mare, insomma, dove ci sono veramente pescatori e porti importanti, e dove appunto ci è stato riconosciuto questa valenza ambientale nel usare imballaggi riutilizzabili. Mai rifiuti, quindi sostenibilità, grazie a Monica Artosi, direttore generale di CPR System.